La Lega pensa di poter candidare ovunque propri esponenti, faccia pure, però se lo fa la Lega legittimamente potremmo fare altrettanto noi. Da Treviso a San Donà, forse anche a Vicenza, salta l'alleanza del centrodestra per le amministrative del 2018. Ieri il balzo in avanti di Forza Italia, che ha presentato proprie candidature, giudicando di fatto inadeguati i candidati dell'ormai ex alleato, la Lega. Noi riteniamo siano migliori, più titolati, più adeguati a questa candidatura e a questo passaggio elettorale altri candidati che non quelli a cui la Lega sta guardando. Immediata la reazione del Carroccio con il segretario veneto Gian Antonio D'Arè, che parla di dichiarazione di guerra e se vogliono la guerra continua, che guerra sia. Insomma, la Lega è pronta a correre da sola a partire da Treviso, il comune dove le conseguenze della rottura dell'alleanza sono più eclatanti. Forza Italia ha ufficializzato il nome di Andrea De Checchi, ex assessore della giunta Gobbo Gentilini, come candidato sindaco del capoluogo della Marca, e ad appoggiarlo ci sono anche tutta una serie di liste di area moderata e cattolica, oltre, ed è qui il nodo dello scontro, alla lista che fa capo allo sceriffo Giancarlo Gentilini, che sarebbe già pronto a girare le spalle una volta per tutte alla Lega. E l'ira del Carroccio non è tardata a farsi sentire. La prossima settimana, probabilmente giovedì, verrà ufficializzato alla presenza di Salvini il candidato sindaco della Lega. Viene dato per certo Mario Conte, capogruppo a Palazzo dei 300, probabilmente affiancato dall'ex parlamentare Mauro Michelonna, ma a cascata le conseguenze della rottura dell'alleanza, che nella Marca ha portato il centrodestra alla guida di numerosi comuni, potrebbe farsi sentire a partire proprio da Conegliano, dove con l'appoggio della Lega è stato eletto a primavera il coordinatore azzurro Fabio Chies. E se Forza Italia non esclude apparentemente al secondo turno, considerando la prima tornata come una sorta di primarie del centrodestra, il Carroccio non ne vuole nemmeno sentir parlare. Li escludo già a priori gli apparentamenti, perché un accordo che va avanti e che ha trovato conforto in 3 anni di buona amministrazione nella provincia di Treviso non può essere fatto saltare a 6 mesi dalle elezioni per poi essere riproposto negli ultimi 15 giorni. Sarebbe una presa in giro nei confronti degli elettori.